La vigilia di Natale e le festività, affollati gli esercizi commerciali, il videogiornale tra i cittadini impegnati nelle ultime spese. Gloria Scafè! Ecco arrivata la tanto attesa vigilia di Natale, vigilia che apre le danze alle feste, al tanto atteso riposo e non di meno ai tanto attesi pranzi luculliani. Intanto tra i negozi incalza la corsa agli ultimi acquisti, la gente affolla i supermercati in vista dell'invitante menù da servire a tavola e tra i negozi di abbigliamento e di elettronica procura e regali per i propri cari. Tutto pronto per questa sera? Poche ore ormai ci separano dalla tanto attesa festività. Sì, già è tutto pronto. Piatti già belli pronti, preparati, basta solo mangiare. Ultimi acquisti prima di Natale? Ultimi e basta prima di Natale, queste piccole cose. Come trascorrerai il 24? In famiglia, con gli amici. Ultimati gli acquisti per questa sera? Veramente ancora devono cominciare. Ancora devono cominciare? Ancora non abbiamo fatto tutto, siamo arrivati ieri sera da fuori, dal lavoro, allora Come trascorrerà questa serata? speriamo a casa un po' di tranquillità e parenti. Come al solito, in famiglia. Bene, cosa mangerete di buono questa sera? Le solite cose che si mangiano a Natale. A tavola stasera mangiamo il baccalà, tradizione. Verdure e sfingione fatto in casa e basta, questa è la tradizione almeno siciliana. A casa, le feste natalizie è bella a casa, in compagnia dei familiari. A casa, in famiglia. Tutto pronto? Tutto pronto. L'albero è pieno di regali? Pienissimo, i bambini non vedono l'ora. E il menù è pronto per questa sera? Ancora no, però ci stiamo pensando. Quasi tutto pronto, sì. Ecco, come trascorrerà il Natale? Lo passiamo a casa, in famiglia, anzi è un'occasione per stare assieme questa delle festività. Sicuramente in famiglia, relax, messa, quella è d'obbligo a mezzanotte e poi speriamo che sia sereno stasera, domani, in famiglia, con gli amici. Dunque è tutto pronto per accogliere nelle proprie case la festività per eccellenza, nella speranza di vivere la tanto auspicata serenità, nota pregnante del Natale.